Buonasera carissimi amici friscalettari, amici del Friscaletto. Questa sera vi farò vedere i movimenti per fare quel famosissimo brano tratto dall'ultimo dei Moicani, quella famosa colonna sonora, soundtrack, da appunto l'ultimo dei Moicani. Guardate bene i movimenti delle dita e poi potete rivederlo su YouTube, rivedere il filmato mettendo più lento, quindi nella velocità più lenta. Vi ricordo sempre, iscrivetevi al canale e mettete in moto la campanella, cliccate sulla campanella per sapere tutte le novità sui miei video musicali, friscaletto, clarinetto e tutto ciò che riguarda la mia attività sul video su YouTube. E poi qualsiasi cosa chiedetemi, che gratuitamente io cercherò di rispondere con gli spartiti, consigli, partiture, note, strumenti vari. Quindi questo lo potete fare poi con qualsiasi friscaletto. Questo è un friscaletto un po' più lungo ed è in canna stavolta perché è in fa, ha un suono più dolce, più basso, però li potete fare, quello che conta è sempre i buchi, le posizioni, cambia il suono ma la melodia è sempre stessa. Sicuramente il friscaletto più lungo sarà, il suono sarà più dolce, più piccolo sarà più squillante, più acuto, no? Quindi si inizia con 3 e il pollice dietro. Lo ripeto, attenzione quando, spero che si veda anche il pollice dietro, no? Io faccio queste note perché metto anche degli effetti. Faccio queste note così per fare degli effetti, per avvicinarsi un po' alla musica degli Indos, dei sudamericani, ok? Allora, mi raccomando, guardate il video e vedetelo lentamente, ripetetelo tante volte con le posizioni e poi mi fate sapere con l'ultimo dei Moicani. Ciao ragazzi, alla prossima! Viva il friscaletto siciliano!